In Consiglio regionale di Apparri schisiano arribando a un'intesa su tempo necessario pro approvare la manovra finanziaria. Sa minoranza declarau che prosa relata de su testo a temprare totus ardeche dies previdiasa, ma di a poter arrivare un accordo che in sa maggioranza prima puru pro permettere a sa manovra ad entrare in aula da Ecomo a Pacardiese. Eris in Consiglio hanno approvato la proroga dell'esercizio provvisorio arrivao a sue 4 mesi, s'ultimo che permettiti sa legge, in sinteri de saseti a durata belle 2 ore a battappi uno scanto intervento desa minoranza e sul relatore de Fratelli d'Italia definì usa die storica. Un appello a s'accordo l'ha fatto Vinza, assessore a su bilancio Giuseppe Meloni. Questo zero è stata fatta una setia compartia che in su Consiglio desa autonomia locale a posti di una chida da insediamento pro un esame del sistema desa autonomia desa Sardegna, un addobbio necessario innanzi desapprovazione del bilancio desa regione. Alleanza per nuora ta facere un addobbio oie puru, semur favedende desa coalizione ampra nova civica de centrodestra che atta currere in sa elezioni amministrativa arnugoresar de Lampadas contra su Campo Largu. Dunque scommo esta alleanza per nuora si de permogere impresse una alleanza naschia a posti di un addobbio promovio de su pisdaz nugoresu prosestare un percorso civico a comune promedio de su confronto su prade che puntos programmaticos. Come però sa coalizione deve definire sos candidatos a sindico, intreso numenes chi si va che ne è pro comma si scusiu, su esa segretaria regionale Will Francesca Ticca, de esos ex parlamentares Roberto Capelli e Giuseppe Luigi Cucca, des ex assessore comunale Giuliano Sanna. E in su centrosinistra che ha posti der deciso del candidare a sindaco Emiliano Veno in custardiese esprusi in pinnau a facer listas e programmas che non a facer intervistas. S'unica novità è che Libero ha deciso di entrare a sa coalizione a posti di uno dibattito lungo gai nata a Pierfranco De Via su portabocche che insor militante nugoresos. Parietto una questione destinata a si tancare che non mutire nuda un concorso pubblico che in regola spacu craras e su sospetto che sa sconoscenzias eren pro valore de su merito. Invece Stefania Flore, avvocata familiarista Castelldaia, ti separau de non pinnicare sa conca e che in coraggio e tostorronia ha deciso de mudare sa cabo desi storia, parando fronte a un fatto ingiusto che in medasa aiana più lasciau currere. Stefania Flore, 30 annos, che in dottorau e specializzazione e pubblicazioni accademicas, aia partecipau a un bando pro un assegno de Kirche in Università de Bologna, ma abidu chi prima de isse in gradatoria vivito una candidata che in prospacos titulos che aia iscrittus a tesi che in sa presidente desa commissione e collaborava che in un'altra docente desa mattessi commissione. A salamenta de vlore desa mancata attribuzione de sus puntos chi rispettavano, s'università decidet in principio de tornare a facere esar valutazioni che in sor mattessi candidauso però che in una commissione differente. Ma vlore contesta sa decisione affermando de aer già vinto su concorso e pedinde pezzi di aggiornare sos punteggios. Infine s'università revoca su bando, lo torrate a scrivere che in una modifica fondamentale chi vi riservao pezzi a chi è aiata su titolo de dottore de Kirca e Stefania Flore Lubinchete. Si statale 1389 non è un cammino mero e sincheru, ma un'infrastruttura fondamentale pro collegare a somanco custe si spera uno scanto territorio ordesos prusi isolaor de Sardigna, su Enugoro, su Zastra, su Sarrabus e l'irgalantire si sviluppo. Su comitao pro cacabare si strada statale 389 è scadadie prusampru, un fronte chi può contare a oie amministradore, cittadinos, entes e realtà desimprenditoriali sono usai 600 sas adesiones e sos obiettivos sono sempre plus claros. Quando an arribare a 1000 an a pedire un addobbio in su ministero. Sa prima richiesta è pro Sanas, pro che vocare da su cadassu su progetto esecutivo pro cacabare su camino, che er da su 2022 isettande su parre de su Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Un ubichinau che in su tempur dai periferie stintrau a fache parte desa zittade, mescamente decando in sex convento a posto sa sede de Sareus, a pacutrettu da sa sede provinciale de Sinail e da istituto de istruzione superiore volta, senza contare un parco urbano de belle 7 ettaros chi chistiti su sito archeologico de Tancamanna, chi de lampadas ana a perrere a su pubblico. Un ubichinau su es un urache sacro cuore che potenzialità mannasa, chi però lamenta che a tutti os atero desa cittade problemas anticos che a sos caminos e a sos marciapiedis cussertos, sa mancanza di esercizios commerciales de essere abbandonau. De Sant'Andrea di su 2024 resta aperto si spazio palc gestiu da esa cooperativa Lariso in s'ambito de su piano periferia de Nugoro, che in s'obiettivu de dare a sa periferia su decores importanza che li decete interessante sul residente de Subichinau. E sul residente se posta a bandas a diffidenza come piccano a parte a sas attividades e si va che in porta boche de sor bisonzor de totus a comunidade. Prova che era manera che siano as personas s'animes impellida de su progetto di riqualificazione, de oggi comincia su primo debatto raddoppios apertos a totus pro contare Subichinau, vocare a pizzus os problemas e proponne stotu parisi propostas e azione de presentare a s'amministrazione nova. La guerra di Cesare, su film del regista tattaresu Sergio Scavio, ambientato in Sardegna, è un conto de battaglia, riscatto e sopravvivenza girao in una miniera abbandonata. Sa pellicola che a tessire in Sassala su 22 de maio fa vedere desor disafios esistenziales de Cesare e Mauro, ligato da esama tessi sofferenza. È un conto che affunga sa radichinas in sa realtà de sociale sarda, trattando su tema desa mancanza de traballo e desa difesa desa propria dignidade. Mancari su film non sia Gallo e Siu, in su Bari International Film e TV Festival ha piccao su Premium Meridiana, menzus attore protagonista pros interpretazione de Fabrizio Ferracane.